L'ambizione del Favara di restare sulla scia della capolista Nizza, la voglia del Misil Meri di riscattare la sconfitta contro l'Unitas Sciacca e di riprendere il cammino positivo intrapreso con l'arrivo di Mister Napoli Pro Favara Don Carlo Misil Meri, 18ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di sportisti, di buon pomeriggio da parte di Niccolò Cilupa e benvenuti allo stadio Giovanni Brucoleri. Palla messa dentro, allontana in qualche modo, poi Romano da fuori, botta alta, si getta nello spazio Bertella, Ficarotta converge e mette dentro, facile per Alessio Zummo. Viene lanciato Ficarotta che mette giù molto bene, punta Cosentino, va Ficarotta sul mancino, il muro di Alberto Cosentino, calcio d'angolo per il Favara. L'arbitro, va Romano, Matera la colpisce lui. Ricciulli, svista della difesa del Favara, prova ad impegnarsi, palla al piede, Ricciulli con il destro, la parata. Se non lui sul punto di battuta Ficarotta, 204 presenze in Serie B, 59 gol. Lui che è anche il capocannoniere di questa squadra, quota 8 insieme a Lucarelli. Cross sul secondo palo! Alessio Zummo sblocca la partita e fa 1-0. Minuto 54, si stappa la partita, gol di Noto. Fischia l'arbitro, va Ficarotta, la fa girare, traversa, colpita in pieno dal numero 10, quindi Retucci, va per Ficarotta con il destro, la parata di Alessio Zummo che tiene in vita il Misil Meri. 22. Il triplice fischio, va Ficarotta sul primo palo, la spizzata Lucarelli, fermo però Cerniglia, Pavesic, Lo Gerfo, cross dentro per Maltese che la tocca, fischia l'arbitro, va Romano con il mancino, palla che comunque resta buona per Cosentino che la tocca, in fuori gioco Alberto Cosentino. Bossa, cambia gioco per Lucarelli che la tocca, Vizzini nel perimetro dell'area di rigore. Lucarelli se la porta sul destro e calcia! Lascialo perdere. Va Lucarelli col mancino, facile per Alessio Zummo che para centrale. Ricciulli stoppa molto bene qui il 7, si accentra, finta di Ricciulli e poi passa, viene ammonito Bertella, ma soprattutto c'è una delle ultime possibilità per il Misil Meri e quindi cartellino rosso per Bertella. Va Romano, non la Vardera, morbido sul secondo palo, lo stacco di Lo Gerfo che era comunque in posizione di fuorigioco. Finisce così, Pro Favara batte Misil Meri 1-0 e continua a sognare